vuole lasciare andare. È la volontà, Ma sì. non è solo la volontà ma la capacità. Noi è tanti anni che non abbiamo nessun governante. Very well for things briefly. That's basic. Yeah. We forget what time it is. It's like when my editors That is right. yeah. Yes. You want to do quality. Yeah. Oh, sorry. Exactly. Otherwise, yes, I can buy you one day. Oh, yeah, we just sat there on Yeah. No. Yeah. It would be anonymous. Yeah. Give them enough to be together. Well, we sit for It's not 5 courses. We haven't had a clue. So where? Every summer we finish school here in June with a very, very local gentleman. Very, very local. Very legata. And you're still married? Yeah. Yeah. I lost my first husband. That's why. I lost my first husband. But I have a fantastic daughter who's an archaeologist. And live on Legada. Although I live on Legada, but I travel all over Italy for This is our shepherd salad with goat cheese, vegetables, little tomatoes. Just peculiar. But no, I just shook his hand. Good. 5 minutes ago. Yes. Nice to meet you. No, where's the game? This is what we just had, isn't it? Yes. Yeah. This is the Galuzzo. Yeah. Gateau champenois. Allora la salute dei signori Trevisani. Salute. 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 I haven't tried it yet, but anyway, salute. As I was saying earlier on in the program, I really wanted to be this day to be very special, and I think we had a very good start by going and see and visit Maurizio and Piero Trevisani, and I took particular care in aiming to come here on the Lake Garda. It's not just because the Lake Garda and because the Formula One, but because I strongly believed and wanted you to be part of something very special. And this day, for me, is the most important day in the itinerary. Yesterday was almost perfect, but never mind that. But today is, I would say, is perfection. So thank you to Maurizio and Piero, thank you to and thank you very much for joining us joining me in this tour and experiencing something that goes beyond genuinity. So this is a true side of Lake Garda, like very few people are privileged to experience. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for finding me. Always a pleasure. Yes, it's really been quite a nice day. Quite. Any of the boys in there? They're proud of their produce. It's a local produce. Make me another one.
There's a particular got fish that that in comes Can't out think of what Lake it's Windermere or... Peter e Sal sono venuti con me in Abruzzo e abbiamo I do visto, apologise, man. siamo andati a casa di un privato che I will pass the erano messages genitori down. della moglie del titolare, ci ha portato in giro, a casa loro abbiamo fatto un maiale, Balsamic vissuto vinegar. proprio anche la festa, cioè la tradizione della colazione. You've got something very Have you not got that? Charfish is right. No, Poi a because Roma, per esempio, anche se Yeah. non c'è connessione con Grazie. i pirati, però li ho portati a mangiare a casa di mia I figlia. have more sauce. Yeah, Io tell me poi- about I knew that was coming. I opened myself up to Non lo fanno that. nessuno. E, cioè, ci siamo messi a sedere a luna, siamo stati alle 5:30. The little things coming down. Oh, Yes, those are called the legs. Right. The legs gives you an indication of the consistency of wine. Right. Consistency. Because if it's young, what you have the sugar is what concentrates the wine. So it's also an indication of the alcohol, but mainly is the consistency. The longer it sticks to the side of the glass, the more consistent, the more aged it is. Because young wines, if you open a wine is made, harvested and produced 2014, you don't have this characteristic normally. But this wouldn't apply to the white wine. Pardon? This wouldn't apply to this white wine. Certain whites, yes, and we'll go into that later on, because now you have some producers that they produce white wines with the so-called red characteristics. So they are more strong in alcohol content, they are a lot more complex, so they have all different complexity, nearer resembling more red wines rather than white. Signora, signora. The other, after that, if you take your the glass not right to your nose, but at a certain distance, then you should be able to get the what we call the bouquet, the notes of right. Questo è per te. È per te? Come tu la parli? The palate is what should bring all the sensation together. So through the palate you have you'll be able to understand what your nose initially told you. So the fruitness, the fruit, you should be able to say whether it's ripe fruit or slightly not so ripe. If you have dark ripe fruit or red or cherries, and also then we have the sensation of you have the acidity that gives the persistency in the long finish in a wine. Can you see? Can you tell? This has all the characteristic of a very nice, beautiful Merlot. It's got the spiciness on the nose, and it's got a nice fruit on the palate, and all together with what we're just about to eat. Per cui ho queste visioni di cose particolari che vanno al di là del tuo semplice. Certamente, no, io non lavoro più con io quest'anno ho chiuso definitivamente anche se avevo già di ragazzi con le agenzie diciamo quelle canoniche detestano e non mi voglio
Siccome io ho una piccolissima fama, ma è sempre il mio nome. You went out as well, I said, I hope I'm in this one. You know when you get that feeling you're not quite there? I hope I'm here. No, adesso ho cancellato tutto quello che riguarda, non voglio proprio che venga più associato al mio nome, perché mi vergogno veramente. Ma infatti, cioè, questa è la cosa, cioè, per me è la... Io lavoro molto di più, lavoro non solo qui ovviamente in Italia. Per me l'arma d'opera è il dito perché sono piccole. La gente che portiamo passa attraverso il ristorante, ma adesso stiamo cercando di venderlo perché voglio concentrarmi su questo. Per me è importante di instaurare rapporti, però sempre su questo punto. Io lavoro per un tuo paese inglese solo, l'unico che ho tenuto che per me è straordinario. Is this fresh water or river? Sentono ed è l'unico che ho mai perché lavorano al nome come This is one of the best oil in Italia, without the name, because it's my experience. Okay. Anche perché Vedo surprise on the finest quality. vita molto e loro lavorano. Massimiliano olio della Gabusica. State pattude, ma This has been put on the table, this olive oil, without a label, because it is private recipe. Excuse me, Massimiliano, se puoi spiegare anche in italiano perché questo programma andrà in onda in Italia. Sì. Allora, you understand? Allora, da dove che... No. Sono particolarmente contento di essere qui oggi con un gruppo di amici, clienti, ma molto più amici che clienti inglesi, perché 6 anni fa ho cominciato un progetto un po' particolare che sviluppato dalla nostra gastronomia in Tunbridge Wells, un paese nel Kent, a sud di Londra, e da lì è partita questa scommessa, questo tipo di challenge, di poter portare e offrire uno spaccato di Italia che non si vede molto spesso, non per dire quasi mai, uno spaccato di vita reale, fatto di genuinità, di persone vere, prodotti veri, prodotti che rispecchiano le antiche tradizioni, le antiche personalità delle persone del luogo. E questo particolare itinerario che ho costruito si è basato su tematiche leggermente diverse, però la giornata di oggi rappresenta per me l'apice di un tour che è stato fino adesso fantastico, ma questa rappresenta la classica ciliegina sulla torta, una ciliegina che è cominciata da stamattina visitando le tenute fratelli trevisani con i loro fantastici vini, e una storia che comincia nel 1960, che ancora adesso vive e anzi è una realtà ormai ben stabilita qui sul lago di Garda. E poi per finire col fantastico Adriano Lilone, che ho avuto il piacere di ospitare nella nostra gastronomia a Tunbridge Wells per 2 serate che si sono rivelate stupende. Ancora oggi la gente parla di quello che abbiamo mangiato, di quello che abbiamo bevuto, di quello che abbiamo vissuto, ma in maniera particolare 2 serate in Inghilterra, che sono state 2 serate al 100% italiane, e eravamo praticamente, anzi senza praticamente, eravamo in Italia, anche se eravamo a 1500 km di distanza. Quindi ringrazio ancora Mauro e Giampiero, ringrazio Adriano per la vostra gentile ospitalità
e per la fantastica genuinità dei vostri prodotti. Grazie. Grazie a voi. Welcome. Questa è una vera bresaola italiana, non con carne brasiliana. Really. Non io. Il cappello o la cappella? Il cappello di prete è la parte pinnale, quella più morbida, il taglio che è qua. Over the bottom. It's the run. It's the lamp. Solo te, non mi hai visto, sono ma sai che quella mazzina che hai adesso quella da chiedere per le uova? Oh, it's braised. Ma rivenivo. con quei capri che hai assaggiato adesso sulle patate. Ok. E Did you peperoncino? marinate it before? L'hai marinata prima? Cosa? La carne. Assolutamente no. 5 hours low temperature. Very low temperature. Nel forno? No, 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 in padella. Una padella? Sì, sì, sì. La casseruola. Casseruola alla piemontese. But you don't marinate it before. No, this one. That's done. That is done while it's cooking. We got it. Buongiorno signori. Ti apro anche la mente. Limousine, va bene, a tutti piace limousine perché è una carne, poi traduciamo, è una carne molto tenera, piace a tutti, invece io preferisco usare la pruna alpina, anche se è un attimino più consistente, però sapete che peraltro molti non ritengono come carne, sì, è una vacca da allevamento per il latte. Io l'ultima volta ho fatto una scommessa a Paolo, ho fatto la giornata della Fiorentina, cioè del taglio proprio con il filetto. Limousine contro un alpino, un torello di 18 mesi l'ho fatto ammazzare io e fatto crollare per 25 giorni da Bettini Quagliarello, che è uno dei migliori macellai della terra. Hanno 70 anni, continuano a farlo e era buonissimo. 54 persone in pareggio assoluto, 27 un po' più di uno alpino. Poi lui si è molto facile da mangiare. Tell me what you think about today. Today has been a complete enjoyment. The whole day has fallen into place and we've set off, had a wonderful time in the vineyard, had a marvellous meal here with hundreds of courses, and now we're sitting here drinking wine and it's really been most enjoyable. Ho chiesto a Marian cosa ha pensato della giornata di oggi e la sua risposta è stata fantastica. Dalla visita alle cantine Trevisani, che è stata bellissima, molto istruttiva, fino al pranzo che abbiamo fatto oggi qui da Adriano. È stato un ensemble di sapori fantastico e siamo ancora qui seduti quasi alle 6 della sera, ancora bevendo vino e ridendo, scherzando, fantastico. Peter, tell me what your highlights of today. It's been a great education of appreciating a local wine producer and the passion and time consideration that they put into producing the wine, and then coming and tasting a fantastic meal that's been produced that complements the wine to a beautiful extent, to palates that I haven't tasted previously. Ho chiesto a Peter qual è stata la highlights per oggi e senza dubbio è stato tutto l'insieme, a partire ancora dalla visita nelle cantine, e conoscere la storia dei fratelli Trevisani, vedere i loro vigneti e la passione e l'amore che c'è dietro questo fantastico prodotto, e poi portato alla tavola e accompagnato con i piatti fantastici di Adriano e Nadia, che sono stati un accompagnamento degno di un banchetto di re, regine, imperatori e tutti quelli che volete mettere assieme. Bene? Raise your glass.
ai fratelli Trevisani, alla giornata di oggi, fratelli Trevisani, a Adriano e Nadia, grazie per la fantastica giornata, vi vogliamo bene e alla prossima. Cin cin. Cin cin. Chin chin. Cin cin. Okay. Did you mention our wonderful hosts here? Yeah.